Conferenza stampa stamani in questura ad Agrigento indetta dal commissario capo Giovanni Franco per comunicare il fermo di un nigeriano, Fada Cletus, classe 98, e di un egiziano, Ibrahim Mohamed Rida, dell'83, in esecuzione a un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, ritenuti responsabili del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in quanto trasportavano nel territorio italiano 40 cittadini extracomunitari a bordo di un gommone proveniente dalle coste libiche, giunto a Lampedusa lo scorso 10 novembre. Uno di loro pilotava il gommone e l'altro, munito di bussola, dava le indicazioni sulla rotta da eseguire. I migranti, dopo 2 giorni di navigazione in balia del mare per via della rottura del gommone in cui viaggiavano, sono stati raccolti da un peschereccio che pescava in zona. Quindi, presi dalle motovedette italiane in consegna, sono stati tratti in salvo e portati a Lampedusa. L'attività investigativa è partita subito dopo lo sbarco sull'isola di Lampedusa di 42 migranti. La traversata era cominciata alle coste libiche il giorno 8 novembre. Da lì era partito un gommone con a bordo i migranti. Dopo circa 2 giorni di navigazione il motore dell'imbarcazione ha smesso di funzionare e quindi i migranti sono trovati in balia delle onde. Lì in zona c'era un peschereccio che aveva le reti in mare. Alcuni di loro sono gettati in mare per aggrapparsi a queste reti e subito dopo anche gli altri migranti sono stati trasportati sul peschereccio. Uno di loro però, anche a causa delle condizioni meteo avverse, è stato inghiottito dalle onde e purtroppo è annegato. Quindi subito dopo sono stati condotti a bordo del peschereccio a Lampedusa e lì è partita la macchina investigativa. Stava già procedendo la Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica di Agrigento, in persona del sostituto procuratore della Repubblica Cecilia Baravelli, è stato anche il coordinamento del procuratore capo Luigi Patronaggio, hanno affidato anche parte dell'indagine alla squadra mobile e all'esito dell'attività espletata, che è consistito tra l'altro, oltre che in una copiosa acquisizione documentale, anche nell'escussione dei vari migranti, per quanto come di consueto non è facile riuscire a ricavare delle informazioni dai migranti a causa anche del timore che generalmente permea la situazione, si è riusciti a delineare il quadro.